Sena, Quittigliara e Ciaracas. Se sei siciliano, sono certo che almeno una volta nella vita avrai udito questi termini. Quittigliara si traduce in cortilaia, ossia la persona che vive in un cortile. Ciaracase invece, sebbene venga tradotto in odore a casa, non indica una persona addetta alla salubrità dell'area domestica. I due termini hanno un significato pressoché identico e sono complementari, infatti indicano il medesimo tipo di individuo, senza fare distinzione tra uomini e donne. Quittigliara e Ciaracase sono coloro che senza una ben precisa motivazione si arrogano il diritto di intromettersi in faccende che non li riguardano. Nella fattispecie sono coloro che senza averne titolo cercano di accaparrarsi quante più informazioni possibili sulle abitudini e sulla vita altrui per poi discutere e confabulare le stesse con i propri simili. La Quittigliara e Ciaracase pronunciata da Ciolino altro non indica che una gallina, una pescivendola, una comare, una pettegola, colei a cui piace ficcare. Ficcare il naso dappertutto. Una persona dalla quale è meglio stare il più lontano possibile per evitare che le vicissitudini personali diventino di pubblico dominio. O capix sangue mio! Fammi sapere quale detto parola vorresti sentire nel prossimo video, dai un'occhiata alla playlist e taggo, manda il presente a chi deve saperlo. Fatta fo!